A Realmonte, presso l'Istituto Comprensivo Garibaldi, è stata attivata la DAD nei giorni 18, 19 e 20 marzo, nella classe in cui si è accertato un caso positivo al Covid-19, in attesa di ulteriori prescrizioni da parte dell'ASP. Sentiamo in merito il primo cittadino, Sabrina Lattuca. Cari concittadini, vi volevo aggiornare sulla questione Covid-19 a Realmonte. Come tutti sapete, purtroppo giorno 17 il dottore Collura, dirigente ASP della sezione scuola, ci ha comunicato che un ragazzo della seconda A è risultato positivo al tampone dell'Istituto ovviamente comprensivo Garibaldi di Realmonte. Pertanto noi, sentito il parere dell'ASP per le vie brevi, abbiamo immediatamente emesso un'ordinanza in vigore dal 17 al 20 di questo mese che è finalizzata alla tutela della salute pubblica e quindi ha disposto una sospensione delle attività in presenza e relativa didattica a distanza. Stamattina abbiamo richiesto all'ASP un parere in ordine a eventuali ulteriori provvedimenti di prosecuzione e di didattica a distanza con riguardo alla classe interessata o a eventuali altre classi e all'istituto. Mi ha comunicato poc'anzi il responsabile dell'ASP che i ragazzi della seconda A devono stare a casa, sono in quarantena obbligatoria e non devono uscire. Io a tale fine ho già disposto dei controlli da parte dei vigili urbani e laddove si dovessero riscontrare delle violazioni ovviamente seguiranno delle sanzioni. Approfitto per evidenziare che secondo una circolare dell'assessorato istruzione e salute, in particolare della circolare 320 del 28 gennaio 2021, i sindaci dei comuni non possono emettere alcuna ordinanza, pena un difetto di motivazione, senza un parere vincolante reso dall'ASP di Agrigento. Questo per opportuna informazione al mondo scolastico e alle proprie famiglie. Detto questo, ricordo sempre, e non mi stancherò mai di farlo, e in attesa di ulteriori sviluppi e modifiche dell'ordinanza e di rispettare con rigore la normativa anti-Covid. Vi invito ad atti di assoluta responsabilità. Evitiamo assembramenti e rispettiamo le regole.